Buon pomeriggio, bentrovati al Focus Sport del lunedì. Come sempre attenzione a quanto avviene nelle formazioni calcistiche professionistiche della nostra regione. Cominciamo oggi dal Palermo, perché il ritiro del rosanero è già cominciato, e allora ci colleghiamo con Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Ciao a tutti. Buon pomeriggio a te. Allora c'è aria di festa in casa Palermo, possiamo vedere anche diciamo così le immagini che arrivano dal ritiro in Valle d'Aosta, poi sentiremo anche le prime parole del capitano Matteo Brunori. Ma qual è l'atmosfera che in questo momento regna in casa Palermo? Con l'arrivo di Inzaghi sembra che sia arrivata una ventata di freschezza, diciamo così. È un'atmosfera di festi? No. Visto che a Palermo oggi e domani appunto si celebra la patrona, ma al di là insomma di questo sì, un ambiente abbastanza sereno. Abbiamo visto anche i video che in questo momento ha diffuso il Palermo tramite il suo canale YouTube. Stiamo appunto vedendo le immagini, ieri abbracci, sorrisi, selfie. Il più acclamato lo vediamo in questa clip Pippo Inzaghi, che è stato ovviamente supportato anche dai tifosi e soprattutto anche circondato dall'abbraccio dei suoi nuovi giocatori, visto che comunque già dalle prime parole di Brunori capiamo subito che Inzaghi sta cercando di trasmettere non solo i suoi dettami tattici, ma in particolare intanto sta cercando di caricare l'ambiente dopo un'annata assolutamente anonima e deludente. Il primo allenamento si è svolto ieri, oggi il secondo di mattina, il terzo andrà in scena fra qualche ora, appunto a Tatillon in Valle d'Aosta. Si vedono già alcuni tifosi del Palermo che hanno appunto raggiunto la località in altura, in montagna, proprio per insomma dare un aperitivo di calore, di accoglienza, ma soprattutto anche di benvenuto ai propri beniamini. Vediamo qui Inzaghi che appunto firma autografi, e il ritiro verrà raggiunto anche da Palumbo nelle prossime ore. Ieri il DS Carlo Osti, parlando con un tifoso, ha confermato che la trattativa è davvero arrivata a una fase conclusiva, quindi sicuramente Palumbo prima di Gyasi. Anche Gyasi dovrebbe essere un affare fatto, a meno che il Palermo non voglia spiazzare in questo caso lo Spezia, perché sappiamo che la trattativa con Elia era passata, poi si è interrotta, si è arenata per alcuni dettagli. Il Palermo ha virato su Gyasi, ma alcuni sostengono che potrebbe essere una strategia di Osti per poi ritornare su Elia. Io insomma la penso diversamente, penso invece che nei prossimi giorni arriverà anche Gyasi in ritiro oltre a Palumbo. Tra l'altro Di Mariano, che non è stato convocato per il ritiro, dovrebbe andare al Modena proprio per sbloccare l'affare Palumbo, così come dovrebbero raggiungere altre destinazioni. Nicolao, che ad esempio non è partito con il gruppo, così come Insigne, che potrebbe andare all'Avellino, Ver, che non rientra nei piani tecnici. Buttano tutti i giocatori che non sono stati convocati, che il Palermo ovviamente vuole cedere il prima possibile, per poi magari con questi introiti avviare una seconda parte di calciomercato. Marco, sentiamo le parole di Brunori di questa mattina, di qualche ora fa, e poi torneremo di nuovo a parlare del ritiro del Palermo. Sicuramente le prime impressioni sono super positive, è arrivato il mister che ha portato tanto entusiasmo e ci trasmette sin dalle prime parole che ci siamo detti, c'è tanta voglia di fare, c'è tanta voglia di dimostrare, quindi questo è lo spirito che serve per affrontare un campionato importante. Quindi sicuramente c'è molta positività, si respira con l'ambiente. Stando a Palermo in estate ho respirato comunque voglia di rivalsa, quindi questo fa ben sperare. Allora, fa ben sperare, sono le parole di Matteo Brunori. L'arrivo di Inzaghi, dicevo prima, ha in qualche modo caricato l'ambiente
rosanero. Lo stesso Brunori si sente, diciamo, forse più responsabilizzato, più voglioso di dare il suo contributo alla causa rosanero. Rilanciare le ambizioni del Palermo, perché anche l'anno scorso credo che sia proprio mancata a questa squadra la cazzimma. E tra l'altro Brunoni in conferenza stampa oggi l'ha detto, bisogna essere più cazzuti, più determinati, più vogliosi di raggiungere questo obiettivo. Io credo che davvero, al di là di alcuni aspetti tecnici, al di là di alcuni giocatori che non hanno brillato come si aspettava, io credo che al Palermo sia mancata davvero la dedizione a voler raggiungere un obiettivo, e chissà se Inzaghi appunto sia l'uomo giusto proprio per permettere alla squadra, insomma, di imboccare la maestra via, quella che poi porterà alla promozione. Ma ovviamente è prematuro parlarne, al di là dei proclami dovrà parlare il campo, e Brunoni comunque l'ha detto, perché noi possiamo parlare, possiamo chiacchierare, però bisognerà far parlare i fatti, e il Palermo, ma soprattutto i tifosi del Palermo, hanno bisogno di questo, dei fatti, i fatti che in questo momento comunque sono dalla parte della società, perché dopo aver preso Pippo Inzaghi, il Palermo ha preso Augello, un giocatore che arriva dalla Serie A, arriva dalla Cagliari, sta prendendo Palumbo, che è sicuramente un ottimo mestierante per la categoria, sta prendendo Giassi, che ha giocato in Serie A l'ultima stagione tra l'altro con l'Empoli, quindi tutti giocatori certamente di qualità, di categoria. Io credo che il Palermo adesso debba anche focalizzarsi su un difensore di qualità, un difensore che possa appunto alzare il livello della rosa. Si pensa a Bani o Cistana, ex Brescia, giocatori che certamente potrebbero permettere a Inzaghi di avere una maggiore copertura appunto nel pacchetto. Marco, grazie allora per i tuoi preziosi suggerimenti per quanto riguarda chiaramente il Palermo. Torneremo con te. Grazie a voi. Grazie a te, torneremo a sentirti chiaramente per quanto riguarda l'andamento di questo ritiro nel corso della settimana. Cercheremo di capire com'è l'evoluzione, anche l'evoluzione dal punto di vista del calcio mercato. E allora, adesso invece ci colleghiamo al telefono con Alessandro Vagliasindi. Abbiamo qualche difficoltà ad averlo in video, ma lo sentiremo in voce. Alessandro, buon pomeriggio. Speriamo di poterlo sentire anche in voce, in caso contrario invece ci fermeremo per qualche momento per andare a collegare poi Franco Camarasana a Trapani e anche Sergio Colosi a Messina, perché a Messina ci sono anche delle novità. Un semplice cenno dalla regia per capire se possiamo sentire Alessandro Vagliasindi al telefono, e allora ci fermiamo, facciamo così una breve sosta e fra poco torneremo per parlare con Trapani, con Messina, e poi sentiremo, speriamo di poterlo fare, Alessandro Vagliasindi. Camera, va bene? Torniamo insieme per il Focus Sport. Allora adesso Franco Camarasana, parliamo di Trapani. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio anche a voi. Allora Franco, sì. Anche la stagione del Trapani di fatto comincia, addirittura ieri per inaugurare, diciamo, quello che sarà il nuovo anno c'è stata questa conferenza stampa congiunta tra Aronica e i due direttori, il direttore sportivo e anche il direttore dell'area tecnica, diciamo così. Allora, quello che ti chiedo io alla vigilia di fatto della partenza per il ritiro del Trapani, che ambiente c'è? Nonostante gli 8 punti di penalizzazione, mi pare che l'ambiente sia abbastanza carico. Sì, abbastanza carico, anche perché ieri Aronica l'ha detto chiaramente, e lui ha avuto un'esperienza simile quando giocava con la Regina, 15 punti di penalizzazione, ricordo il periodo del calcio scommesse, e poi la Regina si salvò, era allora in Serie A. A parte ciò c'è molta fiducia, perché è stata rimodulata la squadra, ma stavolta è stata fatta con un certo criterio, nel senso, nelle 2 precedenti esperienze della scorsa stagione
di Aronica, lui sia la prima volta, poi la seconda volta a settembre, poi la seconda volta, no, la prima volta nel dicembre, la seconda volta poi a gennaio, si è ritrovato a gestire le squadre già fatte da altri. Stavolta invece ripeto, assieme al direttore tecnico Pavone e al direttore sportivo Muspi, ha mirato a fare acquisti confacenti al suo modo e al suo credo tattico. Di questo ne ha parlato, tra l'altro vedremo adesso un tratto della conferenza stampa tenuta ieri al provinciale, mentre oggi in effetti è iniziata la vera stagione del Trapani con le prime visite mediche sia per quanto riguarda i nuovi, che sono ben 13, e sia per quanto riguarda i vecchi. Oggi e domani visite mediche e stamattina, anche stamattina, test atletici presso il campo di Mocata, un campo strutturato dal presidente Antonini, del Comune di Erice, strutturato dal presidente Antonini, dove si allenerà la prima squadra, ma anche soprattutto la primavera, e con i primi, ripeto, test atletici. Poi dopodomani la squadra si trasferirà a Troina per poi iniziare giovedì mattina con i primi allenamenti. Ripeto, adesso però, per avere un'idea più chiara di come questo nuovo Trapani è stato già nelle sue sommiline già costruito, sentiamo appunto Totò Aronica. Sì, sentiamo Aronica allora. C'era bisogno di rinnovare, c'è bisogno di cambiamento, c'è bisogno di ringiovanire un po' la rosa, e su questo insieme alla società e ai direttori abbiamo lavorato in questo senso, cercando di capire chi potesse fare parte del progetto e chi no. Detto questo, poi abbiamo buttato le basi su quello che poteva essere la situazione tattica. Ripartiremo da 3-4-2-1, lavorando anche su 3-4-1-2, ecco, non privandoci dei 3 attaccanti davanti e con la difesa a 3, quindi è un modulo che ci ha portato beneficio, specialmente sul fine del campionato, lavorando sulla difesa a 3, e abbiamo costruito cercando di individuare giocatori congeniali a questo tipo di sistema tattico. Quindi si partiva da un ventaglio di 3 opzioni per ruolo, e poi da lì, in base alle situazioni economiche, in base alla disponibilità del calciatore, della società, tanti incastri, ecco, che il mercato ci impongono, siamo riusciti a trovare quello che era più congeniale al sistema, quello che comunque valutavamo anche sotto l'aspetto umano, perché è una figura fondamentale, credenziale importante per ripartire, cercando di lavorare prima sull'aspetto umano dei calciatori, sul senso di appartenenza, e poi su quello che poteva essere l'aspetto tecnico. E quindi abbiamo coadiuvato queste 3 componenti e abbiamo allestito sino ad ora, penso, una buona rosa che chiaramente dovremo completare. Ci manca ancora qualcosa in avanti, ma i direttori insieme al Presidente sono all'opera per cercare di sistemare anche questo reparto. Allora, Aronica è convinto che arriveranno ancora altri rinforzi, 13 non bastano, di fatto praticamente è stata fatta una squadra nuova, diciamo così, rispetto all'anno passato. Assolutamente sì. In pratica, per completare la rosa mancano 3 elementi, uno per ruolo: un difensore, un centrocampista, forse 2, e un attaccante. Già i 2 direttori sono sulle tracce dei giocatori che interessano ad Aronica. Prima però di ufficializzare e concretizzare questi acquisti, il Trapani deve sfoltire la rosa. Dopo le cessioni di Ongara, Zuppel, Cristini, Guerriero e Sciortino, tra oggi, domani e probabilmente anche dopodomani verranno effettuate altre cessioni, alcune in prestito, alcune in maniera definitiva, mentre giovedì la squadra, anzi mercoledì pomeriggio, molto probabilmente avremo l'elenco definitivo della squadra, dei giocatori che partiranno per il ritiro di Troina. Non è detto però che durante il mese di luglio e la prima quindicina di agosto non ci siano altre novità, soprattutto per quanto riguarda la sostituzione di alcuni giocatori che andranno in ritiro e che verranno sostituiti da altri giocatori in entrata. Grazie allora Franco Camarasana per queste informazioni che arrivano da Trapani. Ci aggiornerai di quello che succede in casa Trapani nel corso dei telegiornali in settimana, e chiaramente lunedì prossimo saremo di nuovo ancora insieme con il Focus Sport. Grazie anche a Franco Camarasana. Adesso andiamo a Messina, perché la novità in qualche modo è certamente anche un po' clamorosa, fra virgolette, passatemi anche il termine, è che la CR Messina comunque ha di fatto completato l'iscrizione al campionato di Serie D. Partirà con una pesantissima penalizzazione, ma c'è da dire anche che se il presidente Sciotto,
che ha pagato, mi risulta, quanto avrebbe dovuto pagare durante, diciamo, la stagione, il Messina probabilmente non sarebbe retrocesso. Comunque vediamo un po', ci facciamo raccontare tutto per filo e per segno da Sergio Colosi. Sì, buon pomeriggio Angelo. Quello che hai disegnato è la parte reale che è avvenuta a firma di Pietro Sciotto, che comunque ha pagato quanto dovuto per iscriversi alla prossima Serie D. La CR Messina attende adesso il responso della Covisod per mercoledì prossimo, per vedere se i conti sono a posto per quanto riguarda appunto l'iscrizione. Però c'è anche un'altra parte che riguarda sempre il socio di minoranza, cioè Pietro Sciotto, che lui intende esternalizzare l'aspetto, la gestione sportiva della CR Messina. Questo ovviamente non si interessava più in Serie C del Messina, figurarsi se lo farà in Serie D con un -14, né tantomeno la piazza gli chiede questo, per cui lui ha iscritto il Messina alla fine perché ha una procedura di pianificazione dei debiti con un'udienza il 10 settembre al Tribunale e vuole dimostrare che comunque c'è una gestione sportiva che è iniziata, ma per far questo chiede ad altri di intervenire, e fino a questo momento ci sono state delle trattative. Si è parlato di Simone Peditto, con lui anche di Gugliotta, che avrebbe un ruolo di consulenza, però si cerca un socio che possa comunque rilanciare il Messina, quantomeno salvarlo, tenuto conto che si partirà con un -14 in classifica, come hai detto tu. Ci sono però altre due realtà, tanta carne sul fuoco, però di concreto prospettive serie ancora non ce ne sono. Per quanto riguarda il Messina 1947, che ha cambiato denominazione, cioè l'ex Sant'Agata, ha chiesto il ripescaggio in Serie G e in Serie D, e al 6° posto in classifica, però il futuro di questo club dipenderà strettamente da quello che sarà il futuro della CR Messina, per cui sotto l'aspetto sportivo. C'è poi il terzo club, la Messana, che al momento sembra è comunque il club più puro, quello dei messinesi, quello che ha delle prospettive, però nelle prime dichiarazioni ripartirà dal campionato di eccellenza, nelle prospettive si parla di raggiungere la Serie C, cioè campionato che il Messina faceva quest'anno di terza serie, in 5 anni, cioè 2 promozioni in 5 anni. Poi non è che sembra un obiettivo così grande da raggiungere, per cui da qui si capisce che nessuno di questi progetti al momento scalda il cuore dei tifosi. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, a partire da mercoledì, con la Covisod che dirà o meno se il Messina ha i conti a posto, l'iscrizione è a posto per poter partecipare al prossimo campionato di Serie D, come sembra comunque. Bene, allora speriamo bene, magari vedremo che epilogo avrà questa vicenda a Messina, e vi racconteremo comunque quello che succede, quello che accade nelle piazze diciamo siciliane. Adesso vorrei, se la regia mi dà un segno, collegare il nostro Alessandro Vagliasindi. Alessandro? Sì, Angelo, io vi sento. Allora, finalmente, buongiorno. Intanto ti sentiamo telefonicamente in audio soltanto, sì. Magari speriamo, mi pare difficile per questa trasmissione di oggi averti anche in video, però parliamo di Catania, perché è un Catania che comincia di fatto oggi la sua avventura a Norcia, perché insomma comincia il ritiro. Non è ancora completa la lista dei giocatori che lavoreranno agli ordini di Toscano, ci sono tanti che arrivano, ce ne sono tanti che vanno via, qualche cosa è successo negli ultimi giorni, anche nelle ultime ore, cerchiamo di fare il punto della situazione. Sì, Angelo, intanto buongiorno a tutti. Posso dirvi chi non partirà per il ritiro di Norcia, cioè i giocatori che sono in uscita e che su accordo appunto tra i calciatori e il club non partiranno per il ritiro di Norcia. Sono 6 i giocatori, sono Peralta, Costantino, De Rose, Marsura, Montalto e Teio. Quindi questi giocatori non partiranno per il ritiro di Norcia. Si aggregherà al ritiro di Norcia Francesco Forte, che è il nuovo attaccante a disposizione di Mimmo Toscano. Firmerà un contratto annuale con delle opzioni legate a dei bonus se si verificheranno determinate condizioni nel corso della prossima stagione. Il contratto di Forte si prolungherà.
Partiranno invece con il gruppo direttamente da Catania i nuovi arrivi Pieraccini e Donnarumma. Pieraccini un'operazione con il prestito da parte del Cesena, ma ci sono delle clausole che possono garantire al Catania il riscatto del difensore fino all'anno scorso in forza al Cesena. Donnarumma invece firmerà un biennale, così come Casasola, che è stato già ufficializzato ieri. Per quanto riguarda Capomaggio è un'operazione definitivamente sfumata, la Salernitana ha pagato l'intera clausola prevista dal contratto tra Capomaggio e il Cerignola, una clausola da 350.000 euro. Il Catania aveva l'accordo con il calciatore, poi c'è stato il rilancio della Salernitana, il Catania aveva inserito nella trattativa con il Cerignola 2 calciatori, Bocic e Chiarella, ma alla fine anche il fatto che la Salernitana verrà allenata da Peppe Raffaele, che ha avuto Capomaggio a Cerignola, ha indotto il centrocampista argentino a scegliere Salerno anziché Catania. Quindi il Catania deve intervenire a centrocampo, il Catania punta ad acquisire 2 nuovi centrocampisti. Uno dovrebbe essere Vallocchia, fino all'anno scorso in forza alla Ternana, e poi un altro centrocampista possibilmente più giovane, ma è una cosa su cui il Catania lavorerà nei prossimi giorni, perché le priorità in questo momento sono determinate dalle uscite, ci sono tanti giocatori in esubero, è chiaro che il Catania deve bilanciare il rapporto uscite-entrate per non rendere più gravoso il lavoro di Toscano appunto nel corso del ritiro a Norcia. Ci sono delle novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico che coadiuverà Toscano in questa stagione. Il preparatore dei portieri sarà Antonello De Giorgi, mentre come collaboratore tecnico esce dai quadri Leo Vanzetto per far posto a Ivan Moschella, che ha avuto esperienze anche con Ivan Juric, è stato in passato anche con il Trapani. Quindi ci sono sicuramente tante cose ancora per completare l'organico, ci sono stati degli acquisti di peso come quello di Casasola, lo stesso Donnarumma, ma anche Francesco Forte, che era il giocatore di cui parlavamo lunedì scorso, un giocatore che militava in Serie C perché era in forza all'Ascoli, ma con un passato importante in Serie B con tanti gol. L'altro attaccante il Catania l'aveva già preso ed era Rolfini dal Vicenza, quindi il Catania al momento ha 2 nuovi attaccanti, Rolfini e Forte, probabilmente arriverà un terzo attaccante, anche se si punta a recuperare Filippo D'Andrea, che si è presentato in buone condizioni ai test che hanno preceduto il ritiro. Ieri tra l'altro la squadra ha sostenuto un allenamento. Nel corso di questo allenamento D'Andrea è apparso subito brillante, forse con una testa diversa rispetto a quella che lo aveva accompagnato nel corso della prima esperienza a Catania nella scorsa stagione. Quindi un giocatore da valutare nel corso del ritiro. D'Andrea, ricordiamo la stagione precedente, quella con la maglia del Cerignola, stagione 23-24, era stato autore di un gran campionato. Per quanto riguarda le amichevoli dovremmo avere anche un supporto in grafica. In questo momento non possiamo, Alessandro, possiamo ricordarle a voce. Sì, allora il Catania avrà già nel calendario 3 amichevoli, il 23 luglio a Norcia contro una squadra di eccellenza, poi il 26 luglio sempre a Norcia affronterà l'Ascoli, e poi il 2 agosto a San Benedetto del Tronto affronterà la San Benedettese. È un calendario ovviamente ancora da ampliare per coprire questa fase di ritiro che si svolgerà a Norcia, ma ripeto, il Catania è attivo in chiave mercato sia in entrata che in uscita. È chiaro che a Capomaggio era un obiettivo molto importante che avrebbe fatto salire di parecchio il tasso tecnico e agonistico anche del centrocampo rosso-azzurro.
però è un affare sfumato. Capomaggio andrà alla Salernitana, però avete sentito proprio in apertura di collegamento come il Catania abbia già di fatto salutato sia De Rose, che non partirà per il ritiro di Norcia, che Stefano Sturaro, con il quale si andrà alla risoluzione di contratto, e poi Sturaro dovrebbe allenare la formazione Under 16 del settore giovanile rosso-azzurro. Bene. Grazie allora Alessandro per questo tuo contributo. Ci fermiamo Grazie a voi. Ci fermiamo qui per il Focus Sport di questo lunedì. Ci ritroviamo la prossima settimana. Gli aggiornamenti chiaramente dai ritiri delle formazioni siciliane nel corso dei telegiornali, a partire già da questa sera. A tutti l'augurio di un buon pomeriggio.